Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di mercoledì 10 novembre. Coronavirus, sono 47 i nuovi positivi rilevati nella giornata di ieri in provincia di Belluno. 339 in totale gli attualmente contagiati. 3 le persone ricoverate all'ospedale San Martino di Belluno, tutte in area non critica. Sul fronte della campagna vaccinale, 298.300 le dosi finora somministrate dall'Ulsuno Dolomiti, con l'83% della popolazione dai 12 anni in su che ha ricevuto almeno la prima somministrazione. Circa 30.000 i bellunesi che mancano all'appello. A rilento tuttavia il ritmo delle prime dosi, circa una cinquantina al giorno. Prorogata di un'altra settimana intanto la chiusura del plesso scolastico che ospita elementari e medie a San Pietro di Cadore, dove sono emersi nuovi contagi. La decisione è stata assunta dal sindaco Manuel Casanova Consieri in accordo con l'ULSS. Le attività in presenza all'istituto scolastico di San Pietro sono sospese dal 4 novembre e non riprenderanno prima del 16. Cambiamo argomento: lavoro, manifestazione sabato mattina alle 10 in piazza Papa Luciani a Mel per tenere alta l'attenzione sulla CC e per difendere in generale l'intero tessuto produttivo e industriale della provincia. Critiche infatti anche le condizioni dell'Ideal Standard di Trichiana dopo che i vertici aziendali hanno annunciato di voler chiudere lo stabilimento nei prossimi mesi. Lavoratori, sindacati e cittadini si riuniranno sotto lo slogan "Salviamo l'industria e l'identità della Valbelluna", scelto dagli organizzatori. L'evento tuttavia fa registrare una spaccatura sul fronte dei sindacati, spaccatura nata da un disaccordo sui contenuti della manifestazione con CISL e UIL propense a unire nella stessa giornata anche le questioni della riforma fiscale e delle pensioni, e la CGIL contraria. Alla fine la frattura è testimoniata dal volantino che promuove l'iniziativa, dove sono presenti solo i loghi della CGIL. Assicurano comunque la propria presenza i segretari bellunesi di CISL e UIL, dicendosi però rammaricati da quanto accaduto. Non permetteremo il commento in una nota che in un momento cruciale per la vita di 800 famiglie vi sia qualcuno che prova a dividere i lavoratori, prevalga il senso di responsabilità e non le manie di protagonismo di qualche sindacalista. E sempre per quel che riguarda la CC, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato le parti per un vertice in videoconferenza il 25 novembre, una data che suona come una presa in giro per lavoratori e sindacati. Il 20 infatti sarà già scaduto il termine della seconda asta per le manifestazioni di interesse all'acquisizione dello stabilimento zumellese. Tutti sanno, commenta Stefano Bona della FIOM, che il destino di ACC il 25 potrebbe già essere segnato. Alle sue parole si aggiungono quelle del segretario Wilma Michele Ferraro. Siamo di fronte all'ennesima delusione da parte del Ministero che ci convoca ancora una volta in videoconferenza. Possibile, si chiede il sindacalista, che in 2 anni non siamo mai riusciti ad avere un incontro in presenza. Non voglio pensare, puntualizza Ferraro, che il Mise ci convochi per comunicarci la chiusura della fabbrica. Avevamo richiesto al Mise un incontro in presenza, invece anche questa semplice richiesta non è stata assecondata, quasi a voler dimostrare una voluta distanza dall'avvertenza CC, afferma Mauro Zuglian della CISL, ricordando che il 25 novembre è successivo alla chiusura della seconda asta e per il momento non ci sono elementi che suggeriscono un epilogo diverso dalla prima, ossia l'assenza di potenziali acquirenti. Confermata in appello la condanna a 2 anni inflitta in primo grado a un operatore della casa di riposo di Sedico. L'uomo è accusato di violenza sessuale e atti persecutori ai danni di una collega. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nell'arco di circa 3 anni. La vittima si è costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento di 8.000 euro, anche questo confermato in secondo grado. Belluno, domani alle 11:30 al Teatro Comunale la cerimonia di consegna del premio San Martino. Il riconoscimento assegnato dal comune capoluogo a personalità che si sono spese a favore del territorio verrà conferito quest'anno ad Aldo Villabruna.
Passiamo allo sport. Hockey, nuovo acquisto per l'Afro Cortina, preso Joe Basaraba, attaccante canadese classe 92. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione già dalla prossima trasferta a Klagenfurt, in programma il 18 novembre. Infine il calcio, prima categoria, pomeriggio di Coppa Veneto per il Longarone Alpina. Alle 14:30 la formazione, da poco affidata al nuovo tecnico Sandro Tormen dopo le improvvise dimissioni di Schiochet, sarà impegnata sul campo del Pastrengo per gli ottavi di finale della competizione regionale. In palio l'accesso ai quarti in una gara unica da 90 minuti più eventuali calci di rigore in caso di parità. È tutto con l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio BM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.